Buonasera, le principali notizie. Ad Agrigento un turista trova un cadavere in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Punta Bianca. Non si esclude che possa trattarsi di un migrante morto durante la traversata nei giorni del ciclone Harry. A Catania maxi sequestro di droga, 90 kg di cocaina nascosta all'interno di un'auto nel quartiere di Librino, arrestati 2 trafficanti. A Niscemi rimosse le transenne, finalmente il rientro di 500 sfollati nelle loro abitazioni della zona rossa. Il sindaco Conti dice un momento emozionante. A Siracusa l'ultima tappa del treno del ricordo, a bordo una mostra multimediale per non dimenticare il massacro delle foibe. Voci da Sanremo, stasera la finale, a Sicilia 24, Giusy Ferreri che ha cantato in coppia con Francesco Renga. Calcio, il Palermo in campo domani all'Adriatico contro il Pescara, ultimo in classifica, rosanero che devono rispondere alla vittoria di ieri del Monza. Serie C, il Catania domani a Salerno insegue un risultato positivo per restare in corsa per il primato in Serie C, diretta su Telecolor dalle 13:30. Il Trapani perde in casa 2-0 contro l'Atalanta Under 23. Buonasera, eccoci a Punta Bianca, siamo nell'Agrigentino, è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme un turista, non si esclude che possa trattarsi di un migrante morto durante la traversata nei giorni del ciclone Harry. Sentiamo Davide Sardo. Macabro ritrovamento nella zona di Punta Bianca in contrada Drasi, lungo la costa agrigentina. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto da un turista che stava effettuando un tour fotografico nell'area. È stato lui a lanciare l'allarme al 112. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento e vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno recuperato soltanto la parte inferiore del corpo che risulta priva di alcune parti. Il turista avrebbe segnalato anche la presenza di una carica di benzina nei pressi del punto del ritrovamento. Al momento non ci sono certezze sulle identità della vittima, non si esclude possa trattarsi di uno dei migranti morti durante la traversata nel Mediterraneo proprio nei giorni in cui il ciclone Harry era nella sua massima intensità. Gli accertamenti sono nelle fasi iniziali. La parte del corpo recuperato è stata già messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che coordina le indagini per chiarire cause e identità. Adesso a Niscemi, perché poco fa il sindaco Conti ha firmato l'ordinanza per il rientro di 500 sfollati nelle loro abitazioni nella zona rossa, dunque rimosse le transenne. Ma sentiamo Gerry Italia. Via 4 novembre, una via del centro storico di Niscemi che oggi vive una giornata importante perché proprio pochi minuti fa sono state rimosse le transenne che delimitavano la zona rossa a 150 metri, il nuovo limite a 100 metri, ma nel frattempo, come potete vedere, i niscemesi si stanno riappropriando di una delle vie più importanti del centro storico, da un momento di grande emozione, la stessa emozione che ha vissuto il sindaco non appena sono state rimosse le transenne. Sindaco, un momento che Niscemi aspettava da un mese, le prime transenne vanno via. È un momento bello perché intanto riapriamo la via 4 novembre, che è la via del nostro passeggio, è un momento emozionante. Sì. Ci siamo. C'è molta commozione nella tua voce. Sì. Sì, vero. Confermo. Che messaggio vuoi dare ai niscemesi con questo primo passo? Dobbiamo continuare a crederci, Niscemi non si ferma e non si fermerà mai. Il Belvedere è la cosa più importante per noi. Perché? È una cosa, un sentimento che abbiamo noi di Niscemi. Un maxi sequestro di droga a Catania, 90 kg di cocaina distribuita in 81 panetti sono stati ritrovati dagli agenti della squadra mobile all'interno di un'auto nel quartiere di Librino, arrestati 2 catanesi. Orazio Longo. La droga si trovava all'interno di 3 borsoni voluminosi, come testimoniano queste immagini, trasportati a bordo di un'automobile. 2 catanesi di 43 e 44 anni sono stati fermati dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Catania nei pressi di un complesso residenziale nel popolare quartiere di Librino. I poliziotti hanno così potuto sequestrare 90 kg di cocaina destinata al mercato dello spaccio, dove avrebbe fruttato molto denaro e ripartita in 81 panetti.
All'arresto e al sequestro gli agenti sono arrivati dopo una specifica attività investigativa con un servizio di osservazione e monitoraggio della zona fino a quando non hanno notato l'autovettura con i 2 catanesi impegnati a scaricare i borsoni dal bagagliaio. Uno dei 2 aveva prelevato anche una busta della spesa che si trovava nella parte posteriore del mezzo. Colti in flagranza, i 2 uomini sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità. Il carico di droga è stato posto sotto sequestro per la successiva distruzione che avverrà su disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso a Palermo, blitz delle forze di polizia nel quartiere Borgo Nuovo. Oltre 50 carabinieri hanno setacciato l'area per contrastare il traffico di stupefacenti e l'illegalità diffusa. L'operazione ha portato alla luce un fitto sistema di illeciti, dalle occupazioni abusive al furto di energia elettrica. In una scuola abbandonata è stata trovata anche una serra con 89 vasi di cannabis, completa di lampade alogeno e areatori, sequestrati dosi pronte per lo spaccio. E adesso a Noto erano diventati il terrore per i furti nel giro di pochi mesi. Nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la dinamica delle rapine. Sentiamo Desiree Ferlito. Appostati con indifferenza davanti l'abitazione designata. Uno si guarda intorno, l'altro con uno scatto improvviso sferra un calcio alla porta dell'abitazione aprendola. Eccoli dentro l'appartamento pronti a fare razzia. In un altro video si arrampicano con abilità per raggiungere una finestra aperta. Erano il terrore della città di Noto. Ben 9 colpi negli ultimi mesi, furti anche in centri commerciali e una rapina. 3 le persone arrestate. La preoccupante sequenza degli episodi, messi a segno quasi tutti di notte, aveva destato preoccupazione tra i cittadini. Determinanti per le indagini la sinergia tra carabinieri della stazione locale e la polizia del commissariato, oltre all'analisi delle immagini di videosorveglianza. Proprio quei filmati, come quelli mostrati, hanno consentito agli investigatori di riconoscere gli indagati e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei colpi. Il quadro indiziario raccolto ha portato il GIP ad adottare le misure cautelari, graduandole in base alla gravità delle condotte, al numero degli episodi e alla pericolosità dei soggetti coinvolti, uno dei quali non sarebbe nuovo a reati simili. Adesso la testimonianza di Daniel Rinaniano, che sta vivendo ore di apprensione per gli attacchi di USA e Israele a Teheran. Lo abbiamo incontrato a Catania e dice: sono preoccupato, ora manca internet, non posso sapere come stanno i miei genitori. Tonino De Mano. Stati Uniti ed Israele bombardano l'Iran, che risponde prendendo di mira le basi americane in Medio Oriente. Il mondo è di nuovo con il fiato sospeso per un attacco preventivo, così lo ha chiamato Israele, per rimuovere le minacce nei suoi confronti. Donald Trump ha ribattezzato l'operazione E il ruggito del leone, sostenendo che Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare. In Iran le sirene risuonano in tutto il paese, con la popolazione che è stata invitata a rimanere vicino ai rifugi antiaerei. In piazza Verga a Catania incontriamo Daniel, iraniano, tirocinante di intelligenza artificiale. Daniel, quali sono le ultime notizie? Gli attacchi stanno continuando ancora. Noi iraniani non vogliamo guerra, però questo è l'ultima opzione per noi. Quando hai sentito per l'ultima volta i tuoi genitori? Stamattina, perché il regime stop l'internet, non c'è internet adesso. Dicevi di aver sentito tuo papà proprio questa mattina, cosa ti ha detto? Per fortuna loro sono sani adesso. L'assenza di internet di queste ore lo preoccupa, nonostante tutto Daniel non si stacca dal suo cellulare. A Siracusa l'ultima tappa del treno del ricordo, partito il 10 febbraio da Trieste. All'interno una mostra multimediale che ha l'obiettivo di non far dimenticare il massacro delle foibe. Sentiamo Francesco Loi. Da Trieste a Siracusa, 11 tappe per non dimenticare il massacro delle foibe ed il viaggio degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Restare significava essere tollerato, non poter battezzare i figli, asserviti. Che vita sarebbe stata sotto il regime comunista di Tito? Da quegli anni, era il secondo dopoguerra ad oggi, è passato molto tempo, ma ricordare è fondamentale e lo ribadisce anche il ministro Musumeci. Per troppo tempo è calato un interessato silenzio su quella tragedia delle foibe. Il treno del ricordo serve a restituire almeno una volta l'anno alla memoria di ciascuno di noi
il ricordo e la consapevolezza di quella tragedia. Il treno resta in sosta qui alla stazione per tutto il fine settimana. Un viaggio multimediale che dura mezz'ora, dove si tocca il dolore provato da chi ha vissuto tutto ciò. Io ringrazio gli organizzatori, l'amministrazione comunale, il collega Bodi che ha avuto il compito di coordinare le iniziative in tutta Italia. Sulla carrozza 4 ci sono i ricordi di una vita, da una bici ad un'immaginetta con il vespro del Corpus Domini. Siracusa è una città che ha voluto anche dedicare negli scorsi anni diversi momenti al ricordo delle foibe. Dentro questi sacchi le lettere degli studenti, le loro opinioni, perché è dai più giovani che bisogna partire per costruire un futuro migliore. Breve pausa e poi le nostre voci da Sanremo, stasera gran finale. Stasera gran finale a Sanremo con le nostre dirette e voci. Abbiamo seguito tutti i momenti clou del Festival della canzone italiana. Abbiamo incontrato Giusy Ferreri in coppia con Francesco Renga. Sentiamo. È stato davvero entusiasmante, non vedevo l'ora, mi sono goduta tutto il momento del nostro passaggio e ringrazio Francesco per questo suo bellissimo regalo, ma soprattutto anche l'idea che ha avuto proprio di portare sul palco di Sanremo una canzone meravigliosa con una melodia mondiale, internazionale, Space Oddity. Però l'idea di essere sul palco di Sanremo, il Festival della canzone italiana, e pensare di fare la versione italiana con il testo del nostro grandissimo Mogol, che proprio David Bowie apprezzò nel 1970 e decise proprio lui di cantare la sua versione piuttosto che una traduzione letteraria, sembrava una cosa quasi combinata, come si suol dire, a fagiolo, cioè proprio sono molto contenta, dai. Ieri sera Una pedagogista prestata alla politica, Catania ricorda Maria Badaloni, docente, parlamentare e fondatrice dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Tonino De Mana. La visione di Maria Badaloni tra memoria e futuro. Se ne è parlato in un convegno organizzato all'Università di Catania e promosso dall'Associazione Italiana Maestri Cattolici, un evento culturale di confronto finalizzato a fare conoscere l'azione concreta e il cambiamento portato avanti nel dopoguerra dalla Badaloni, cattolica, docente, parlamentare e fondatrice dell'AIMC. Maria Badaloni ci lascia un'eredità di cui siamo orgogliosi come Associazione Italiana Maestri Cattolici, che è stata quella di non solo di ricostruire, ma di mettere al centro soprattutto la persona. Cosa avrebbe pensato dei social? Che probabilmente, sicuramente ci direbbe di utilizzarli in una maniera etica e cristiana. La lotta all'analfabetismo in un mezzogiorno povero, da qui il ruolo cardine della scuola, autentica porta d'accesso al potere economico e sociale. Pensavano ad una missione veramente altissima, quella di ricostruire, insieme a tanti altri fattori ovviamente, un'Italia che era distrutta e ricostruirla nel migliore dei modi, trasmettendo non soltanto tecniche, economia e lavoro come era giusto, ma costruendo persone. L'eredità di Maria Badaloni è ora il contributo degli insegnanti cattolici per garantire e testimoniare una cultura della persona e del bene comune. Breve pausa, poi lo sport, il calcio. Domani torneranno in campo Palermo e Catania. Per il calcio Palermo in campo domani all'Adriatico contro il Pescara, ultimo in classifica. Rosanero che devono rispondere alla vittoria di ieri del Monza. Marco Gullà. Alla ricerca del 15° risultato utile consecutivo, il Palermo domani all'Adriatico contro il Pescara deve anche rispondere alla vittoria di ieri del Monza in casa contro l'Entella, vincere per continuare ad inseguire il treno della promozione diretta, sperando di riuscire a salirci magari nelle prossime fermate. Inzaghi sembra orientato a confermare l'11 che ha vinto contro il Südtirol per 3-0. La sfida contro il Pescara apre un mini ciclo di gare ravvicinate, ma le valutazioni sulle rotazioni
preparazioni verranno fatte soprattutto in vista dei prossimi impegni. L'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche di Bani alle prese con un fastidio muscolare. Il capitano non è al top e nelle prossime ore si deciderà se impiegarlo oppure gestirlo con prudenza, preservandolo per le partite successive. Al posto suo potrebbe giocare quindi Peda. Sulla tre quarti Ledo Aron va verso la conferma anche contro gli abruzzesi. Il francese attraversa un momento di grande forma e al momento cambiare appare poco probabile. Jonsen dovrebbe partire quindi dalla panchina, poi ovviamente spazio a Palumbo e poi Ampalo. Per il Pescara è l'ultima spiaggia, ultimo in classifica, deve fare un'impresa per sperare di rimettersi in carreggiata. Domani all'Adriatico, fischio d'inizio alle 15, trasferta vietata ai tifosi del Palermo, residenti in Sicilia. È un altro esame importante, però insomma siamo pronti, sappiamo le difficoltà della partita, come tutti in Serie B ci ripetiamo ogni conferenza. Mi auguro che la squadra faccia una grande partita, per vincere ci vorrà il miglior Palermo, ma insomma la squadra da questo punto di vista non mi è mai deluso e mi auguro che abbia capito che le partite in Serie B sono tutte molto complicate. Il Catania domani a Salerno insegue un risultato positivo per restare in corsa per il primato in Serie C, diretta su Telecolor dalle 13:30. Marco Carli. Il sogno, così lo chiama Toscano, può prendere forma nelle prossime partite, oppure quantomeno il Catania saprà se potrà continuare ad alimentarlo. Se o meno da primo posto in sintesi. A Salerno, primo ostacolo campano d'alta classifica in 9 giorni di fuoco che poi porteranno i rossazzurri a sfidare Benevento e Casertana. La squadra di Cosmi ha meno pressioni, è praticamente certa di dover andare ai playoff e userà questi 2 mesi per prepararli. Inoltre il cambio di allenatore dà una carica diversa, quella che non mancherà di certo al Catania, atteso dall'ennesima trasferta per provare a scrivere qualcosa di simile a ciò che si vede al Massimino. Noi in trasferta parte un paio di gare dove non c'è stata una prestazione di livello alto, la prestazione l'abbiamo fatta, dobbiamo abbinare la prestazione al risultato, questo deve cambiare. Toscano deve scegliere chi affiancare a Quini, Mediana, Condinoia e Di Tacchio che contendono il posto a Corbari. Ballottaggio in attacco fra Lunetta e Rolfini, se gioca quest'ultimo Lunetta va sulla tre quarti con D'Ausilio, l'obiettivo è lo stesso di inizio stagione. Lasciare il segno come persona, come professionista, come squadra e come gruppo. Questo ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo. Siamo sulla buona strada, dobbiamo fare quel salto che ti permette di raggiungere il sogno che ci siamo prefissati. Salernitana Catania andrà in onda su Telecolor, in esclusiva in chiaro. Un'ora prima del fischio d'inizio il via di diretta stadio con i collegamenti dalla Rechi, poi la telecronaca e le interviste finali in anteprima. Sconfitta del Trapani al Provinciale, vince per 2-0 l'Atalanta Under 23, superiore ai Granata sul piano del gioco e della tecnica individuale. Franco Cammarasana. Giovane sì, ma smaliziata e superiore sul piano della tecnica individuale del gioco l'Atalanta Under 23 che dal Provinciale porta via l'intera posta. Per il Trapani una battuta d'arresto che ne frena l'intento di scalare la classifica prima di conoscere il 9 marzo l'entità di un'altra penalizzazione. Da parte dei Granata tanta buona volontà ma poca incisività. Tutt'altra cosa sull'altro fronte, infatti dopo un sinistro alto di Cereghin Galeotti al 22esimo deve uscire sui piedi di Federico Cassa per evitare il peggio. Nulla può però al 28esimo su un'azione da manuale dell'Atalanta finalizzata da Manzoni. Il Trapani impegna per la prima volta Vesmara al 10° della ripresa con un gran destro di Stauciuk. Un minuto dopo è ancora Cassa a impegnare Cereghin che però capitola al 36esimo su una palla deviata da un difensore e terminata sui piedi di Cissé. La partita si chiude con un tiro di Levac al 94esimo, anche stavolta con Celeghin protagonista. Prima di chiudere una notizia, ci sono stati 3 sbarchi di migranti, l'ultimo dei quali direttamente nell'isola dei Conigli a Lampedusa, a bordo delle prime 2 imbarcazioni soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. C'erano rispettivamente oltre 100 egiziani, somali, pakistani e sudanesi. I 2 gruppi hanno riferito di aver navigato partendo dalla Libia. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.